Note di paura per gli ospiti del centro di prima accoglienza di Dorgali, nel quale sono presenti 64 migranti e 2 operatori fatto oggetto di un attentato dinamittardo. I noti malviventi hanno posizionato davanti a una porta alla struttura situata in località su Babu Mannu, lungo la strada che conduce a Galtellì, e gestita dalla cooperativa di Oders, una carica di esplosivo che è detonata attorno alle 2:30. L'esplosione ha completamente distrutto l'infisso e provocando ingenti danni a quella parte della struttura. Nel parapiglia, seguito all'esplosione, 2 degli ospiti, 2 ragazzi nigeriani di 23 anni, sono rimasti leggermente contusi agli arti inferiori. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Dorgali, dalla compagnia di Siniscola e del comando provinciale di Nuoro, che hanno immediatamente avviato le indagini al fine di individuare gli autori di questo attentato e soprattutto capirne la matrice e le motivazioni. Le indagini sono comunque complesse e rese più difficili dal fatto che la struttura non dispone di un impianto di videosorveglianza.